siamo ancora qua, buongiorno, non da ieri, siamo al 17 e prima di iniziare volevo farvi vedere, però al contrario, quindi comunque qua, allora signori, un saluto da Marco, siamo sempre le tre sorelle, tavolo 1, quindi stasera no. Ti aspettiamo quest'anno il nostro incontro con la tradizionale mercoledì delle ceneri. E abbiamo il menù, abbiamo radicchio col POC, uova sode, aringa al naturale con rati, aringa con puntini puntini, vini di livello, quindi vi aspettiamo dalle ore 6 del mattino, ecco, da adesso noi siamo a disposizione, quindi vi aspettiamo, vino buono, probabilmente ci sarò anch'io, quindi magari potrebbe essere la barzellettina anche a mezzogiorno. Ma oggi noi dedichiamo barzelletta appunto a questa giornata e facciamo una barzellettina, come dico io, ecclesiastica. Allora, sai Gesù che c'era nel giardino dei Getsemani, se tu hai fatto dottrina e anche voi avete fatto dottrina, poca, come sapete, dei Getsemani, che dava, sai, doveva dire una parabola per tutto indigente, no? Che adesso non si può più, assembramento quella volta, adesso non si può più. Allora lì a un certo punto sta per iniziare la parabola e c'era lì San Pietro, tutti i suoi arriva uno poverino, sai, tutto un po' storpio così, mi scusa Gesù ti prego, io ho questo problema alle gambe, non riesco a camminare, imponi le tue mani nelle mie gambe, così nei miei ginocchi, così io posso camminare. Gesù, certo che mette le mani nei suoi ginocchi e questo qua comincia a correre, miracolo, più indigente ancora. A un certo punto arriva uno cieco, sai, cieco, non vedeva, non vedente. Arriva lì, Gesù ti prego, prima di iniziare la tua parabola, imponi le tue mani nei miei occhi, così io posso vedere. E il Signore mette le mani negli occhi e questo qua vede, parte via. Boom. A un certo punto arriva uno sordo, gridando Gesù, perché sai, sordi gridano, Gesù ti prego, io non sento, aveva bisogno di sentire, rivivere. Bah, mette le mani. A un certo punto arriva uno con delle stampelle grandissime, quella volta, sai le grucce di nuovo, arriva lì tu. Gesù ti prego, sono storpio dalla nascita, imponi le tue mani nei miei arti così posso camminare. E lì interviene San Pietro e dice, sì, un momentino, non è che possiamo stare qua a vederti tutti, vai vai dietro con la casupola e attendi, poi ti chiamiamo. E questo qua con le stampelle va dietro la casupola. A un certo punto sta per cominciare, senti, Gesù, questa voce da donna, tu mi prendi in giro, imponi le tue mani nella mia gola così io posso tornare a parlare come un uomo normale, ti prego. E lì San Pietro, sì, un momentino, anche te, non è che possiamo stare qua. Allora, vai, facciamo una cosa. Adesso Gesù vai dietro con la casupola, c'è un altro fedele, poi vi chiamiamo. Grazie! E questo va dietro la casupola. A un certo punto finisce la parabola, il Signore sta per dare la benedizione, San Pietro fa, Maestro Gesù, abbiamo quei due fedeli che aspettano la tua parabola. E allora Gesù fa, ehi tu, uomo storpio dalla nascita, lancia le tue stampelle. E da dietro la casupola vedi la stampella. E tu, o minucolo, dalla voce da donna, grida forte, è caduto! Ci vediamo per il passo, la riga. A domani, ciao!